Pochi mi credono quando racconto questa storia. Non li biasimo. Se qualcuno raccontasse a me una storia del genere, lo prenderei per matto. Comunque, ai tempi, ero sceriffo di un piccolo paese del Maine, uno di quei borghi placidi e sonnacchiosi dove di norma non succede mai nulla e dove le emergenze sono le risse fra ubriachi e qualche cane investito da un camioncino. Pertanto, quando mi avvisarono che Fabian Smith, un carpentiere, era stato brutalmente ucciso, rimasi a dir poco spiazzato. Si trattava del primo omicidio avvenuto in paese ma non so neppure io da quanto. Quando mi recai sul luogo del delitto scoprì però che mi avevano male informato. Smith non era stato ucciso, era stato distrutto. Se lo avessero gettato in un tritatutto industriale, non avrebbe potuto essere più maciullato, un pezzo qui, uno di là, tutto sparso per la casa. Sono certo che neppure in posti come New York e Los Angeles possono vantare fattacci simili. Ma il bello viene ora. Quando le prime analisi iniziarono a dare i risultati, gli esperti stabilirono non senza un notevole sconcerto che gli assassini non solo erano più di uno, ma che non si trattava di esseri umani. Smith era stato smembrato da un gran numero di morsicate e chiunque l'avesse aggredito era munito di zanne di svariate misure. La seconda parte del mistero fu quella che indusse me e tutti coloro che parteciparono alle indagini su quella morte ad andare contro la nostra etica professionale, ovvero insabbiare il caso e dare la colpa a un anonimo quanto introvabile cane randagio. Smith, nel tempo libero, si dedicava all'imbalsamazione di animali. In casa sua ne trovammo a decine. Fu proprio osservando tutti quei tassi, quelle volpi, quelle donnole e quelle linci che ci accorgemmo del sangue e dei brandelli di carne appesi alle loro fauci. Fu scioccante quando, dopo diverse prove, ci trovammo di fronte a una realtà intollerabile. Smith era stato sbranato dai suoi trofei di caccia. Questa è la verità, che ci crediate o no. Al club sulla 25ª strada, quando l'ora si fa tarda e il brandy rende tutti in vena di confidenze, non è raro prendere parte a una maratona di aneddoti curiosi, strambi e talvolta persino macabri e inquietanti. Ognuno di noi giura e spergiura che ciascuna di quelle storie è realmente accaduta, sebbene alcune di esse siano così assurde che molte volte ho seriamente dubitato dell'onestà dei miei amici. L'unico di noi che per il momento si era limitato ad ascoltare senza mai aggiungere un suo racconto ai nostri era il dottor Jackson, uomo serio e rigoroso. Ieri notte, però, forse reso più audace da qualche bicchierino in più del solito, sorprese tutti prendendo parola dopo il terzo o quarto giro di racconti. La sua voce era bassa, composta e persino un po' timorosa, il tono di chi sta per rivelare qualcosa di così sconcertante da avere soggezione a parlarne. Jackson ci disse che, quando aveva circa 14 anni, abitava in una fattoria persa nelle dorate e fertili lande del Kansas. La sua famiglia non era mai entrata in contatto con faccende strane e nessuno dei Jackson era tipo men che pratico, dedito a fantasticherie o facezie. Ma in un mattino d'agosto
l'alba fu annunciata non dal canto del gallo, ma da un terribile urlo di terrore che gettò tutti fuori dal letto. Il grido era stato lanciato da Samuel, fratello maggiore del dottore, che svegliandosi si era reso conto di una raccapricciante verità. Gli erano stati rubati gli occhi. Con voce monocorde e perfettamente plausibile, ma vibrante di una sottile inquietudine, Jackson proseguì dicendoci che entrambi i bulbi oculari di Samuel erano stati abilmente enucleati con chirurgica precisione. Non una goccia di sangue contaminava il candore delle lenzuola e dei cuscini. Non una cicatrice era rimasta a lasciare testimonianza dell'operazione. Era come se Samuel fosse nato così, con due orbite vuote che davano sulle tenebre rosseggianti del suo cranio. Fu allora che il dottore, con gesti lenti e tranquilli, estrasse il suo portafogli e ne pescò un vecchio foglio di carta ingiallita e sottile, spiegandolo di fronte ai nostri sguardi ancora turgidi dello sconvolgimento per quella storia. Rivelò trattarsi di un ritaglio di giornale. Ce lo facemmo passare di mano in mano. Era datato 20 luglio 1971. Le lettere in grassetto del titolo erano sbiadite ma ancora belleggibili e in tono sensazionalistico affermavano: anziana donna cieca torna a vedere. Un miracolo. Ripiegando il trafiletto, Jackson ci spiegò che l'articolo era uscito il giorno dopo che gli occhi di suo fratello Samuel erano scomparsi nel nulla. Spesso faccio da babysitter per mia sorella, che mi lascia la figlia di 5 anni. Non è un peso. Lily è una bambina tranquilla e dolcissima. Giocare con lei è un piacere e non fa mai i capricci. Una settimana fa, però, è accaduta una cosa davvero strana. Anzi, più che strana, direi inquietante. Avevo comprato a Lily una bambola e lei ci stava giocando tranquilla in salotto, mentre io lavoravo al PC. Poi sentì che la bambina aveva iniziato a fare versi strani. Non che stesse urlando o chiedendo aiuto, ma emetteva come dei rantoli. Andai a controllare e la mia ansia diminuì un poco quando scoprì che stava semplicemente giocando, anche se non capivo a cosa. Era stesa sul tappeto e si dimenava tutta, agitando la testa, trattenendo il fiato e facendo delle smorfie. Le dissi: «Ehi Lily, ma che cosa stai facendo?» La bambina smise di agitarsi e mi sorrise. Mi disse che stava giocando a imitare il ragazzino. Quindi, sconcertato, chiesi: «Quale ragazzino?» E lei, sempre dolce e serafica, rispose: «Quello dentro la vasca da bagno, che non riesce più a uscire dall'acqua». Era ottobre, quasi Halloween. Camminavo lungo la via solitaria, spiato dallo sguardo vuoto delle zucche che, come sentinelle, sbirciavano dalle verande e dai davanzali, spargendo la loro tremula luce arancione mentre il tramonto languiva all'avanzare del buio. C'era vento. I rami, quasi completamente spogli, si agitavano sopra di me, creando angoli illogici e semoventi nel cielo sempre più scuro. Ero a metà strada quando udii quel prolungato, crepitante sospiro.
qualcosa che posso definire solo istinto mi fece rizzare i peli della nuca. Avevo solo 11 anni e quel suono era quanto di più lugubre si possa concepire. Un rantolo asciutto e cartaceo. Mi voltai e vidi solo un mulinello di foglie che girava su se stesso in mezzo alla strada. Ciò mi sollevò un poco. Era stato solo il vento che faceva crepitare foglie secche e nulla di più. Ripresi a camminare, affrettando il passo. La paura che, seppur diluita, non aveva allentato di molto la sua presa attorno al mio cuore. Ed eccolo, ancora, alle mie spalle. Un sospiro lungo e sinistro, come quello di un asmatico che cerca di assorbire l'aria attraverso una trachea stretta e gonfia. La certezza di trovarmi qualcuno dietro fu tanto incrollabile che mi stupì quando constatai che ero ancora da solo. Il turbine di foglie, rimpolpato dai mucchi abbandonati lungo il marciapiede, vorticava, sollevando un coro di sibili e frusci, alzandosi e sollevandosi, contorcendosi in qualcosa che di tanto in tanto assumeva vaghi contorni umanoidi e raccapriccianti. Corsi! Da tergo il coro delle foglie crebbe in un ruggito crepitante, parole in una lingua oscura e segreta ma profondamente minacciose. Le raffiche, come mani gelide, mi premevano contro le spalle. Trafelato, mi gettai una rapida occhiata sopra la spalla destra e intravidi nel buio appena smorzato un essere che turbinava nel vento. Mi gettai verso la veranda, risalendo gli scalini di volata mentre con la mano già cercavo affannosamente le chiavi. Il vento soffiò l'essere di foglie nella mia direzione. Un informe abbozzo di umanità, un sibilante e scricchiolante demone disseccato, i cui vorticosi tratti erano un mulinello in perpetuo movimento. Attraversò il prato, allungandosi ancora verso di me, pronto a ghermirmi, ad avvolgermi nelle sue carni di vento e foglia. Spalancai la porta, mi tuffai dentro casa e la richiusi di scatto, sentendo la creatura schiantarvisi sopra in una frusciante esplosione che le raffiche soffiarono poi via dalla veranda.